Siamo qua in questa casa che è abbandonata da tantissimo tempo perché anni fa quando si passava di questa parte si sentivano un bambino che piangeva, un neonato per la precisione. Lo sentivamo sia io che un'altra persona ogni volta che si passava con l'auto e questa casa era completamente distrutta già quella volta. Non sappiamo a chi appartiene. Abbiamo trovato un posto, un varco e siamo entrati. Non dirò dove si trova, gli diamo un attimino una guardata e facciamo una piccola sessione qua. C'è qualcuno qui? Potete parlare qua dentro se ci siete? E qua è di nuovo vento. Tira vento forte qua. C'è qualcuno? Mi fate accendere questo che ho in mano? Per cortesia? Quello che ho messo in alto. Si chiama rivelatore di campi magnetici. Se ci siete, è per comunicare con voi. Se lo fate accendere fino a rosso è un sì, se rimane come adesso è un no. Allora, c'è qualcuno qui? Me lo toccate per piacere questo aggeggio. Io ho uno strumento che parlare con voi, per parlare con voi, se volete. Potete parlare direttamente con quello strumento, se volete, lo accendo. Io sto sentendo rumori inquietanti, non so tu. Io ho sentito anche Un sibilo? ho sentito passi però. Mm. Voglio metterla. Andiamo fuori però a metterla. Sì. Perché qua dentro non mi sento sicuro. E non perché per cose strane, perché ho paura che crolli tutto. C'è vento anche. Ma prima non c'era, o sbaglio? Ecco, è finito il vento. Ami, ti rendi conto? Sì, si sta accendendo. C'è qualcuno qui? Mi parlate con questo aggeggio qua? Aspetta per sicurezza. Sei tu che hai fatto rumore? Sì, sono su una bottiglia. Ok. Te lo sto mettendo qua vicino. Avvicina. No, per vedere se lo prende. Infatti non sta prendendo. Si è proprio acceso di suo, eh. Prova a vedere su nella telecamera. No. Allora si è acceso proprio di suo. C'era qualcuno, ok. Aspetta, però io vorrei cambiare frequenza.
qualcuno qui? Mi rispondete, per favore. Per favore, mi rispondete? Mi raccontate la storia di questa casa. Cosa è successo in questa casa? Chi ci abitava? Mi raccontate la storia di questa casa, del bambino che sentivo piangere. C'è una donna qui? Cosa ho detto? Ripeti per favore, che non ho capito. Ma non ho capito, cosa hai detto? Vi dispiace se stiamo qui? Tanto? Sì. Volete che andiamo via? È un sì? Non ho capito. Boh, volete che andiamo via allora? Volevamo sapere la storia di questa casa. Non ce la volete raccontare? Mi dispiace raccontarcela, non vogliamo disturbarvi, se volete andiamo via. Ma se avete piacere di raccontarci qualcosa, ve lo chiedo un'ultima volta, volete raccontarci la vostra vita? Volete che andiamo via? Ve lo chiedo un'ultima volta e poi facciamo quello che volete voi. Volete che andiamo via? Ok, allora vi salutiamo, grazie. Vi lasciamo tranquilli. Grazie per averci accolto per un po' nella vostra casa. Buonanotte. Stiamo andando, vedi? Siamo state brave.